Bene, benvenuti amici di Sport Easily. Questa sera in telecronaca Sony Romano vi racconterà match di Coppa Italia di C1 tra Athletic Club Palermo e Isola. Sono Tozzolino, cerca qui la soluzione per Sanchez che vuole appoggiarsi ancora su Tozzolino. Tutto di prima, una buona trama questa dell'Athletic. Scambio, c'è Restivo ancora, la palla va sul fondo, era lo scambio proprio fra Restivo e Sanchez. Restivo cerca il pivot, proprio Sanchez che qui controlla bene, arriva Cipolla, poi anche lo Nigro, 3 su di lui, Sanchez è libero, c'è Nilmar, una fitta, Nilmar! E qui vediamo se c'è una deviazione, non secondo l'arbitro, vuole un movimento, deve ripartire qui, sempre dal numero 8, che può puntare ora proprio lo Nigro. Sanchez si attacca a Cipolla, vuole cercare proprio il compagno, è qui vicino al gol il 19. C'è Tozzolino sul pallone, in corsa presa destro, la palla va sul fondo. Nilmar, buona qui per Sanchez, abbatte e poi Cipolla vuole uscirla. Ancora Sanchez, meraviglioso, dentro Tozzolino, ancora Sanchez, lo Nigro allontana. In qualche modo si salva l'isola. Non Nigro, c'è Cipolla dentro! Brivido per l'Athletic con Mazzola un passo. Vediamo chi va. Proprio da quella posizione alla scorsa in campionato, marcato Restivo. Vattupe. Scambio con Tozzolino che prova a piazzarla, bate. Dentro da Intravaglia. Ancora palla buona per Tozzolino, vuole passare, lo fa. Punta! Abbatte, c'è Tuve! Eccolo il 7, eccola l'esperienza. 1-0 Athletic. Ha firmato il vice capitano Tuve. Lui, proprio lo Negro, ancora Vallecchia che prova a puntare. Vediamo se va sul suo piede preferito. Allarga la Tuve, ha un'altra chance. Tuve ancora! Giuliano ha cercato il tapen. Arato. Ischia, qui riparte l'Athletic. Giuliano e Nilmar lì davanti. Palla buona per Nilmar che rientra. Tozzolino, scusate, Tozzolino. Abbatte. Tozzolino dentro, Cipolla vuole liberare. Bene, qui Arato. Riparte l'Isola sulla fascia destra, ancora col 20. Cercato Sposito in qualche modo. Mazzola va a coprire quello che basta. Vuole puntare qui Mazzola. Ancora palla buona per il capitano che si gira benissimo. Va via Giuliano ancora. Chiuso non del tutto. Dentro Tuve per Nilmar, salva tutto, Abate. Ancora per lo Nigro, vuole andare lui, sempre lo Nigro. Dentro Sposito, vuole 1-2, lo Nigro. Tozzolino, vuole il sinistro, Mazzola la blocca e serve Vallecchia che può sgasare solo di destra con la sua velocità e rapidità. Ancora il numero 20, Vallecchia! Umberto Vallecchia, 2-0 Athletic, in un momento complicato, ci pensa il fenomeno con la 20. Athletic 2, Isola 0. Sempre sul mancino, si è inserito Giambona, ha capito tutto Sanchez che qui rimanda Tozzolino sul lato di sinistra, riparte l'Athletic con il numero 6, esterno, Sanchez abbatte al volo Tozzolino che qui ha preso un po' troppo da se stesso. E ora Tozzolino, Restivo, ha messo a gioco Sanchez, punizione. Occhio che ha già ammonito lo Nigro, riceve il doppio cartellino giallo e ottiene cartellino rosso. Tozzolino c'è Restivo, Tozzolino non lo serve, ma c'è ancora Nilmar, sempre per Tozzolino, dentro la per Restivo, c'è ancora Nilmar! Gol pazzesco dell'Athletic! 3-0 e probabilmente anche un game over con una grande giocata. Emanuele calcio a 5, Restivo, va da Nilmar. Va in Travaglia, scambia ancora col 13, sempre Nilmar che pensa al mancino ma rischia anche di perderla. Riparte da Di Cara, finisce qui. L'Athletic batte l'Isola in girone di andata del secondo turno della Coppa Italia per 3-0.